Tanti auguri signor Sindaco. Grazie, allora, grazie. come si fa ad arrivare a 90 anni? No, facendo una vita a posto, secondo i principi che mi hanno trasmesso i genitori, i padri, i nonni, essere sempre in mezzo alla gente, avere le mani pulite, seguire il Vangelo secondo Gentilini, Dio, patria e famiglia. Qual è l'elisir di lunga vita? Perché io sono sempre in mezzo al mio popolo come 18 anni fa e la gente mi dà delle iniezioni di gioventù, perché mi dice: signor Sindaco, sentiamo la sua mancanza. Lei ci ha dato veramente tanto da lavorare in tutti questi anni. Qual è quella cosa per cui è più orgoglioso e quella cosa invece che tornando indietro non rifarebbe? No, sono orgoglioso di aver cambiato il traffico della città di Treviso. Credo che il PUT sia stata una scelta epocale, quella cosa che non farei più, sì, quella idiosincrasia nei confronti dei culattoni, io dico, ecco, dei gay. Forse ho cantato fuori del coro. Da Vecchio Alpino, qual è il Boccia? C'è chi dice che è la Tocchetto il suo Boccia. No, la Tocchetto è una ragazza radicata sul territorio e ho detto l'avrei voluta nella mia lista, ma mi fermo là perché è inquinata da teorie che io ho sempre combattuto e quindi non potrà mai essere una mia erede. Boccia. Boccia. Ma allora il Boccia dell'Alpino Gentilini chi è? Boccia di Mario Conte. E buon compleanno Gentilini. Grazie cittadini per tutto l'affetto che mi dimostrate e io cercherò di essere vicino a voi come lo sono sempre stato. Vi amo tutti quanti.